Chiamerei Bustiano Composto di Sardegna Nazione Indipendenzia. Un saluto a tutti e un ringraziamento a Progress per non essere invitato a questo confronto e a questo congresso. Non è facile fare in questo momento, siamo in una situazione meta particolare e non la responsabilità che abbiamo sopra noi indipendentisti è troppo pesante, gravosa e avvia forse è pure sfera personale che non limita, abbiamo il decidere che si la fora da sfera personale e affrontare l'argomento che si sfera collettiva, ma non sempre questo non necessita, la pressione personale non limita, ma non limita pure la pressione organizzativa, desorganizzazione, a sa cala appartenimus. Diamo schiere a berre salgabbias, ma salgabbia il gioco nelle lucchette troppo tancato, non è facile. Abbiamo tentato a berre salgabbias, ma non sempre siamo resistiti. Eppure besso bisogno che oggi siamo consapevoli che questo è un modello politico-economico della sovrania mediata ha causato un disastro, cioè non è più riproponibile, cioè non è che bappata un sistema che si potete acconzare in cammino, sul sistema non si potete acconzare, cioè sul sistema che ha governato fino a oggi a Sardegna, che è appunto questa che ha proclamato sovrania mediata, che però fino a oggi ha piccato il nome di autonomismo, e che come qualcuno li chiede solo cambiare nome, la chiede chiamare sovranismo, ma sempre di autonomia mediata si tratta. La macchina non si potete acconzare, non esiste una meccanica in grado di acconzare, la macchina è da cambiare. E chi la può cambiare? Beh, noi giriamo in turno, io ho po' controllato, in questa stupa, adesso scamino, ho po' cercare se vai a sente più scapazze di noi, più bravos, più in grado di elaborare concetti complessi, più in grado di muovere massa, più di canto ne potremo muovere noi, più in grado di schittare questo popolo, di che ponere intro dessa mente de sardos un catalizzatore, un lievito che riesce a produrre atero. Beh, siamo noi. Dunque sto a noi una responsabilità temanna. Però sul compito che abbiamo oggi è denchecolare questo che questo indipendentismo, questa idea bellissima di applicazione di libertà, non solo a livello di persone ma di popolo, un'idea meravigliosa, indistruttibile, che non si può distruggere l'esanelito, esa gana di libertà di una persona o di un popolo. Non si può distruggere, non si può ammasettare, non si può ingabbiare, ma non lo distruggere, che noi siamo idea, noi non siamo satiro che contenitore dell'idea. E se abbiamo il dovere di trasportare questa idea e di hackere in modo che diventa un'idea collettiva, poi è un'idea pure cristiana, è un'idea gandhiana, è un'idea di tutte le ideologie che hanno in qualche maniera posto la libertà come punto fondamentale del suo hackere. Bene, ma i te hackere? Beh, forse sì. E sul momento haccheremo un sforzo che presuppone pure sacrificio, se aprite no. Nel mio personale che sono stato da sempre affascinato da questa idea e quindi mi sono sempre intesi spinto a fare che sfida da sempre, naturalmente si è portata a me, ma sempre sposa importante. Abbiamo sul dovere oggi ad incoccolare l'indipendentismo da una cosa affascinante, meravigliosa, condivisibile, che la dobbiamo scolare a un gradino più in alto. Da affascinante la dobbiamo rendere delegabile,
Cioè dobbiamo fare in modo che in palasa de questa idea va per un progetto che può trattare la delega del sardo. Se no, potremmo essere fino al bello, al bravo, al simpatico. Non si può pure applaudire in televisione che abbiamo una battuta pronta, non riusciamo a confrontare in un dibattito chi rappresentante del suo partito, il dominatore. Però se non riusciamo a fare questo brinco di qualità, non andiamo al loco. Non andiamo al loco, restiamo, di Sanremo non restiamo, ma dai Sanremo non che siamo può andare a pratica. Forse dobbiamo usare un passo di discontinuità e sa continuità. Cioè, porre un'idea a cosa esempio di ciò che è successo nel 72-73, che hanno scritto cosa che Manlio Brigaglia ha chiamato il neosardismo. Cioè, è stato un arziare su pede da un gradino, dal suo gradino del sardismo autonomista, arziare a suo gradino superiore del anticolonialismo e poi sviluppare questa raichina che arriva a Vinasaoie a sa consapevolezza conclamata dell'indipendentismo, chiaro, preciso, che ne mediazione. Oggi è scusto su punto. Però belde si pone su problema, la generazione che ha sviluppato questo concetto, dal anticolonialismo a su indipendentismo conclamato, è in grado di incappicare l'indipendentismo conclamato da simpatico a delegabile? Questa è la domanda. È in grado di pensare che questo sistema mediato, di sovrania mediata, non è possibile alla cambiare e alla rendere adatta a un governo sovranista come viene chiamato. Cioè, è possibile che va per un gradino superiore e che forse si griglia l'interpretazione della generazione del sviluppo anticoloniale, dell'anticolonialismo e dell'indipendentismo non sia adatta a fare da innanzi? Poniamo non questo problema. Ma questo problema specialmente se lo deve porre soltanto il giovane, che sono in occhi, che sono ritreta per benedire l'Università di Pisa. Tocca a voi, sì. Tocca a voi come abitare esercizi in grado di arziare su pede e fare un gradino di samatessi scala. Di scala è questo cammino di Simon Mossa. Chi non è un gradino in paresi e chi non è a Tangeloccaria, i cespugli della memoria, è un trambuca in questo sviluppo del pensiero. Bene, noi come non dobbiamo confrontare che in questo passaggio complesso ma doveroso dello dever fare. E dunque, Zacà, non è che mi possa pillonghiare tanto, itte dobbiamo fare, crasa. Come minimo dobbiamo dare un ispero a gente nostra. Badate, io ho ascoltato su Sanremo che hanno fatto su scusizione regionale e sa mozione post-indipendenza. Ma veramente, guardate, è una cosa incredibile. Sono italianista, subito incominciai il suo discorso. Ma dove sono le masse di Piazza Catalogna che si sono mobilitate per l'indipendenza della Catalogna? Non sentiamo l'anelito di questo popolo, non sentiamo il loro sperare, la loro pressione sul collo. Cioè non c'è, questa esigenza non è sentita dal nostro popolo. Questo sono stato in grado di narrare. Noi rischimo che non è il degai, però rischimo pure che abbiamo responsabilità se custoso, si sono permesso di narrare queste cose, che è narrare che noi non abbiamo fatto in preno sul dovere nostro, che noi lo respiriamo su chi respira sul popolo nostro, sa che la frisca che dia che respirare questo popolo in fuori del suo narcotico italiano. Bene, state attento stanno, che siamo in un momento particolare. Forse questa torrata elettorale, sia dessa elezione che bisogna come alla Camera e del Senato e dessa elezione regionale, a essere un catalizzatore per non sa che rimpressare,
possono arrivare a qualche cosa di responsabile, cioè a fare in modo di assappare tra noi i spazi di condivisione necessari, che come la tendenza non è scusa, la tendenza è sul contrario. E bisogna pure di stare attenti, chi abbia sacrifichiamo un po' bisogno di sfera personale o di sfera di organizzazione politica, sacrifichiamo valori collettivi della nazione. Cioè bisogna deponere ogni cosa sul piano suo, se no rischiamo di restare a giro, ognuno difendendo sui chinati suo, però non arriviamo a nessun risultato. E tanto una cosa in questo congresso deve essere chiara, cioè chi è desidera che questo sistema si possa cambiare e che quindi il di fosta facere su collaborazionista di questo sistema lo deve narrare chiaro. Cioè non si può ingannare sul popolo quando si impala dessa parola indipendentismo. No. Che bisogna denare chiaro chi è pensata che questo sistema si debba aggerezzare, sistemare e chi è invece esposa rivoluzione, cioè questo ribaltamento del suo sistema, per cambiare questo sistema e ne proporre un altro. Chi non può essere una modifica del suo sistema esistente, non batta continuità tra il suo sistema della sudditanza che il suo sistema della sovrania. Non esiste un addomesticamento delle parole o aggettivazione dell'indipendentismo. L'indipendentismo non è aggettivabile, è un concetto chiaro, che narrare ha essa possibilità di decidere a sa sola, che ne mediazione di nessune. Questo è il suo progetto rivoluzionario e tanto è il giusto che chi si pronunziata negliata in chiarezza a calala este. Esta sala dessa sovrania mediata o esta sala dessa sovrania vera?